La Luna pronto a breve per accogliervi nell'esclusiva piscina esterna con lounge bar e zona relax. Siamo a completa disposizione per organizzare insieme a voi la vostra cerimonia nel parco. E poi, ma non per ultima, la nostra spa con piscina interna anche solo per qualche ora. Parco Hotel Villa Imperina, esclusivamente dedicato a voi. Ad Agordo, località Pragrande. Seguiteci anche sui social. 70 anni di attività, 13.000 metri quadri fra fabbrica e mostra, una gestione familiare insieme alla una gestione familiare insieme alla professionista nasce in base per il grande orticolo l'agriturismo, il ristorante, per l'attività commerciale. Dal progetto alla posa in opera, arredamenti completi, complementi, ma anche realizzazioni spa e centri benessere con tutti gli impianti tecnologici. E puoi vedere tutto in funzione. FAR 1951, 1000 metri di esposizione presso il mobilificio Ivo Fontana in Viale Cadore a Ponte nelle Alpi. Cerchiamo operatore per centro di lavoro a controllo numerico, falegname, addetto direzione lavori per contract chiavi in mano, 348 73 14 471. Giardinaggio, orto, lavori boschivi. Con Monego vai sul sicuro ad assisterti Alco con i robottini, gli areggiatori, i tosaerbe elettrici a scoppio, i trattorini e piccoli elettroutensili. Ma anche i taci con le motoseghe per potatura e abbattimento, i decespugliatori. E ancora Docma con spaccalegne e verricelli boschivi. Una grande novità, la gamma di attrezzi con batteria a litio. Basta fumi e rumori, più potenza e risparmio. E su tutto ricambi e assistenza. Si va sul sicuro con Monego Hobby e Casa, a Sedico in via Gordina. Grande, grande, grande e conveniente. Radio Più. Un mondo di musica. Ora esatta, Radio Più. Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato nella regione di Kharkiv per visitare le postazioni delle truppe. Secondo le autorità locali, 2229 abitazioni sono state distrutte e il 31% della regione è occupato. Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori, ha scritto su Telegram postando la foto dell'incontro. Ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà dell'Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio. In serata Zelensky ha poi annunciato la rimozione del capo della sicurezza ucraina a Kharkiv, in quanto a suo avviso non ha lavorato per la difesa della città. Intanto in Italia si parla ancora dell'ipotesi, poi accantonata, di un viaggio del leader del Carroccio Matteo Salvini in Ucraina. Ne ha parlato il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. In un momento così delicato non è che c'è differenza se un membro del Parlamento, un leader di partito o un ministro vogliono andare a Mosca. È la postura del paese in generale che viene rappresentata dai rappresentanti istituzionali, soprattutto da un leader di un partito importante della maggioranza. Io poi credo anche che se si deve parlare con Putin ci parla Draghi, perché si parlano tra omologhi e il Presidente del Consiglio ha parlato con Putin 2 volte e per obiettivi ben specifici. Sono 257 i casi di vaiolo delle scimmie confermati in laboratorio al 26 maggio e circa 120 casi sospetti. Non sono invece stati segnalati decessi, lo rende noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, precisando che la situazione si sta evolvendo rapidamente e che i casi identificati aumenteranno man mano che la sorveglianza si espanderà nei paesi non endemici, nonché in quelli noti per essere endemici che non hanno segnalato casi di recente. Un bambino di 10 anni è stato arrestato in Florida per aver minacciato una sparatoria di massa tramite dei messaggini. Lo riferisce il New York Post, citando la polizia. Il bimbo, studente di una scuola elementare di Cape Coral, è stato ammanettato e portato via. Non è il momento di agire come un piccolo delinquente, non è divertente. Questo bambino ha lanciato una falsa minaccia, ha affermato lo sceriffo locale. La minaccia segue la strage alla scuola elementare di Uvalde in Texas, dove un 18enne ha aperto il fuoco
fuoco e ucciso 21 persone. Calcio, dopo Lecce e Cremonese a centrare la prima promozione in A è il Monza nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. I Brianzoli battono 4-3 ai tempi supplementari il Pisa. All'Arena Garibaldi i nerazzurri ribaltano il 2-1 dell'andata con i gol di Torregrossa, Hermansson e Mastinu, mentre per Stroppa segnano Macine e Chicchier. Proprio il danese e Marrone stendono i toscani e scrivono la storia. Sentiamo le parole del presidente del club Brianzolo, Silvio Berlusconi. Grande gioia per tutti i giocatori, per tutti i cittadini di Monza e della Brianza. Il Monza è stato fondato nel 1912 e oggi per la prima volta si conquista un posto in Serie A. Quindi evviva, evviva, evviva. Grazie. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Buongiorno da via Paris Bordone a Taipono Cordino, ben ritrovati per l'appuntamento con la rassegna della stampa quotidiana. Oggi il Corriere delle Alpi apre sul vaccino, un invito al vaccino, l'ULSS scrive a 14.000 over 80. L'appello per la quarta dose arriverà nella cassetta della posta e via SMS. Nel mirino gli ultra sessantenni fragili, mancano gli elenchi. L'ULSS Dolomiti rilancia la campagna per la quarta dose di vaccino contro il coronavirus, a cui hanno sinora aderito 2.100 bellunesi. All'appello ne mancano circa 14.000, è quello il numero delle lettere e successivi SMS che l'azienda sanitaria si appresta ad inviare agli ultra ottantenni. Gli over 60, Belluno è in attesa di avere dalla regione i nominativi. Non appena avremo questo elenco, procederemo anche in questo caso con una lettera d'invito con SMS. Questo è quanto sottolinea il direttore della prevenzione Sandro Cinquetti. Le sedi vaccinali saranno attive almeno per tutto il mese di giugno, conclude la prima pagina del Corriere delle Alpi. C'è poi la notizia di cronaca che diamo subito, arriva in nona pagina. Si tratta del titolare di uno stabilimento balneare molto conosciuto a Cortina, morto schiacciato sotto ad una palma. Tragedia sul lavoro a Sottomarina, siamo sul litorale veneziano, ha perso la vita Gianluca Fasolin, 52enne, titolare del nuovissimo stabilimento balneare Stella Maris. Aveva da pochi giorni aperto i battenti. L'imprenditore è morto sul colpo, centrato in pieno da un grosso tronco di una palma, caduta nella notte causa vento e che lui assieme ad altre 2 persone stava rimettendo a posto. La disgrazia alle 7 del mattino. Fasolin durante la notte era stato infatti informato dal servizio di sicurezza dei problemi causati dal forte vento di Bora. L'imprenditore si è attivato come era solito fare, organizzando la sistemazione della palma che è stata imbragata e poi la stessa si è sganciata e caduta addosso al titolare che in quel momento era girato di spalle. Manco si è accorto di quello che stava accadendo. Gianluca Fasolin, conosciutissimo in città per la sua grande capacità di fare impresa nei diversi settori, imprenditore e commerciante nel ramo siderurgico, molto conosciuto anche perché aveva interessi particolari a Cortina d'Ampezzo. Così il Corriere delle Alpi. L'apertura del Gazzettino dedicata al Giro d'Italia. Il Giro è stata la festa del turismo, 20.000 presenze in città, 100.000 in tutta la provincia. La corsa è diventata occasione per promuovere la montagna. È solo una stima, ma le immagini parlano più delle parole, non sembra lontano dalla realtà. Dire che il Giro d'Italia ha portato a Belluno almeno 20.000 persone nei giorni legati alla tappa Belluno-Marmolada. Mesi di lavoro dietro le quinte per pochissimi minuti in cui si vedono i campioni sfrecciare lungo le strade di casa, una promozione del territorio che non ha comunque uguali. È il senso del fenomeno Giro d'Italia, che ha portato solo benefici, anche il temuto impatto per il delicato equilibrio ambientale
e i passi dolomitici non c'è stato. Educato sicuramente il pubblico, gli spettatori, molti sono invece i rifiuti che sono rimasti ieri sul Fedaia, ma andiamo con ordine. Intanto c'è un messaggio di Lucia Parenzena. Saluto a tutti. Lucia Parenzena, ricordo, è la presidente del Consorzio Operatori Turistici Marmolada. Ciao Mirko, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Direi che esprimere a parole la giornata di ieri è abbastanza difficile perché se possiamo riassumere proprio in 2 parole, direi emozione pura. È stato veramente bello vedere tantissime persone arrivare sul nostro territorio, respirare l'atmosfera di festa. E avere questo arrivo di tappa a Passo Fedaia è stato per noi motivo di grande orgoglio e di grande privilegio, quindi un grazie proprio di cuore a chi ha fortemente voluto questa giornata. Ringrazio tutti gli operatori che si sono resi disponibili, quindi abbiamo dato una bellissima immagine di accoglienza al nostro territorio, e un grazie grande a chi ha calato a terra questo splendido evento a livello amministrativo, a livello logistico e di gestione sul posto, perché non è assolutamente facile comunque andare a gestire un evento di tale portata. Quindi ringrazio veramente tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata, perché abbiamo visto che quando facciamo le cose assieme e andiamo tutti verso lo stesso obiettivo, riusciamo a fare grandi cose. Grazie Mirko, buona giornata. A Rocca Pietore, finita la tappa del Giro, tocca agli operatori ecologici tenere pulite le strade. Gli operatori di Valpi Ambiente si sono svegliati di buon mattino per percorrere Passo Fedaia, ripulire dalle immondizie la zona dove si è trovata più spazzatura e quella dell'arrivo, mentre lungo le strade le migliaia di persone sono state per lo più molto educate, raggruppando i sacchi in aree accanto strada. Il mio grazie a coloro che stanno lavorando sotto il nevischio con 2 gradi sopra lo zero. Lo ha detto il sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin. Ringrazio anche tutti gli ospiti che hanno reso la giornata una festa memorabile. C'è poi una notizia particolare che fa riferimento al Giro d'Italia. Veniamo al sito internet radiopiù.net. Molti avranno visto in questi giorni una bella fotografia da Sospirolo con scritto "Nonna Arcangela saluta il Giro", un grande striscione. Dalla pagina Facebook di Danila Roldo, la nipote di Arcangela Vedana. "Nonna Arcangela saluta il Giro per sempre, ciao nonna". Un commovente messaggio dedicato all'anziana di 86 anni che sabato avrebbe voluto battere le mani ai ciclisti festeggiati con un grande striscione davanti a casa, ma purtroppo il destino quel giorno gli ha riservato un altro appuntamento. "La mia mente parla ancora con te, il mio cuore ti cerca ancora, ma la mia anima sa che ora sei libera e in pace". Così Danila. Arcangela, vedova de Donà, lascia i figli Erika, Eugenia e Marietto. I funerali domani alle 14 nell'arcipretale di Sospirolo. Si svolgeranno invece quest'oggi alle 14.30 a Rocca Pietore i funerali di Luca Rudatis. Un dolore immenso per il papà Giuseppe e la mamma Dorina, con Fabio e il fratello Nicola Soraru con Ellen, i tanti parenti ed amici, i cugini. L'appuntamento con il funerale è quest'oggi alle 14.30 a Rocca Pietore. La famiglia invita a devolvere eventuali offerte all'associazione Movimento Fraternità di Landris. Dal Corriere delle Alpi 2 notizie di cronaca, la prima dall'Alpago. Ladro a Quers. A mezzogiorno di ieri il proprietario stava rientrando a casa, nel corridoio si è ritrovato faccia a faccia con il ladro. Cercava il denaro nella borsa della moglie, anche lei dentro l'abitazione, ma non si era accorta dell'intruso. L'uomo con grande coraggio lo ha affrontato. Al termine della colluttazione il malvivente ha raggiunto il complice che lo attendeva in auto e si è dato alla fuga senza rubare nulla. Sul posto chiamati i carabinieri della vicina stazione per un sopralluogo sarebbe stato trovato un cellulare che il ladro ha perso durante la vigliacca fuga. A Belluno un'altra auto presa di mira, dai balordi, vittima una donna di Castelfranco Veneto. Ieri ha messa sul Nevegal, ha parcheggiato l'auto al santuario durante la funzione religiosa delle 18. I ladri hanno spaccato il vetro rubando quanto c'era all'interno del mezzo.
è l'ennesimo furto in pochi giorni dopo i precedenti che ci sono stati per l'appunto in provincia. In prima pagina del Gazzettino alcuni titoli: la rotonda beffa, a Levego non serve a nulla, a Levego la viabilità verrà sconvolta dai lavori della rotonda a servizio dell'area artigianale. In questi giorni è stato avviato il cantiere per completare la rotatoria, sarà a servizio di quella che è nei fatti una zona senza attività artigianali, una beffa per i residenti. Le polizie e carabinieri anche a Belluno useranno il taser, la pistola elettrica in dotazione da oggi, corsi di formazione per estendere l'uso. Da oggi il taser, cioè la pistola elettrica che immobilizza la persona da fermare, è operativo in provincia, dato in dotazione alle forze dell'ordine. Affianca la pistola di ordinanza, già pronti i carabinieri del nucleo radiomobile di Belluno e le volanti della polizia, ma continuano i corsi di formazione che durano una settimana. Per questo, ad esempio, gli agenti della questura, in atto ancora il terzo ciclo di corsi. Un titolo per quanto riguarda la MON: gemellaggio con Iomoré in Brasile, la città brasiliana di Iomoré gemellata con la MON, ieri nella chiesa lamonese la cerimonia ufficiale. A proposito di Brasile, un nostro servizio dal sito internet di Radio Saluto a tutti, mi chiamo Lucas Moretti da Costa, sono nato a Casca, un piccolo paesello del Rio Grande do Sul del Brasil, sono discendente di italiani, ho sempre bio interesse di sapere di onde se vinesti del pivete che nascesto in Italia, e ho descobri la radice del 1850 per Giovanni Moretti si maridà con Domenica Decima a Taibon, Belluno, Veneto, Italia. Taibon, le luce ven mi radice de Taibon. È un piacere, un'allegrezza, emozione forte, emozione di sapere che Taibon è maridà mi trinono Giovanni Moretti con Domenica Decima. È un'allegrezza più grande. La mia volontà è sapere se a Taibon è parente ancora di stare a Cisa un giorno, fare un giro in Italia, che sarebbe un grande sogno, una grande allegrezza, un piacere per conoscere parenti che si ha in Taibon per la radice di Giovanni Moretti, che è nato nel 1850, maridà con Domenica Decima a Taibon, Italia. Scusa parole medio strambuca che go parlare, ma parlo di corazon, parlo di tutta la alma, perché mie radici sono italiana, mie radici sono Moretti italiano di Taibon. Voglio ringraziare a tutti di tutto il corazon, ringraziare a tutti e dire che un struconasso e la mia parola è una parola per unire il parenti del Brasile e dell'Italia, parenti che sono la nostra radice, parenti italiani che sono la radice di italiani che si ha qua nel Brasile. Un struconasso a tutti gli altri e grazie. Corriere delle Alpi nella prima pagina alle 5, quest'oggi il titolo centrale, la fotografia centrale dedicata agli sport, ai giochi, ai laboratori creativi. I centri estivi si presentano, sport, laboratori creativi, giochi, percorsi formativi. Si avvicina la fine della scuola per le famiglie. Si riapre la ricerca di un centro estivo per impegnare bambini e ragazzi nei mesi di vacanza. Le proposte di Belluno non mancano. Ecco cosa hanno organizzato le singole realtà. Le storie di oggi del Corriere delle Alpi. Iniziamo dalla prima. Ci sono 2 pagine dedicate all'alberghiero e agli studenti dell'alberghiero
Fuga dalle cucine anche gli studenti dell'alberghiero verso altri sbocchi. Tra i maturandi molti scelgono l'università o la fabbrica. Negli hotel e nei ristoranti restano scoperti 600 posti. Prest della FIPE, stagione promettente, si moltiplicano gli arrivi da Stati Uniti e Cina. Le feste religiose intanto riempiono le valli di turisti e tedeschi. Gli istituti bellunesi sono a corto di iscritti, servirebbe una svolta culturale. La preside del Dolomia auspica una rivalorizzazione delle professioni, occorre rivedere anche i contratti, gli operatori sembrano disponibili. Basta uno stage a capire che non ne vale la pena. Studiamo 5 anni, ma la paga resta quella. Tra i ragazzi dell'ultimo anno dell'IPAS serpeggia il disincanto, c'è chi supera le difficoltà con slancio e passione. Le interviste tra gli studenti. L'altra storia invece la racconta, come ogni lunedì, Gianni Santomaso. Vivere l'Agordino, storie di personaggi e di attività. Oggi il muratore Emilio sogna di tornare giù, la moglie Sonia smussa gli spigoli, siamo calabresi, difficile farsi accettare, neppure volevano darci casa, dopo anni in affitto hanno acquistato a Masarè anche un bosco. Si tratta dunque di una coppia quest'oggi per vivere l'Agordino. Emilio Assumma, 54 anni, con la vallata in cui è entrato a far parte sembra più un susseguirsi di tregue, di palle tra virgolette che si rompono e che si aggiustano, di senso del dovere e di rispetto verso gli altri, mischiato a sogni di altrove. Gli spigoli di Emilio sono già nel suo viso, come la capacità di smussarli di Sonia Rodà, 48 anni, sua moglie, nei ritratti delicati del suo. Gli spigoli di Emilio sono quelli dei mattoni che incolla l'uno sopra l'altro da quando era ragazzo giù in fondo alla Calabria, sono quelli della cazzuola con cui mette la malta, e l'altro da quando era nella piccola ditta alla periferia di Reggio Calabria. Si racconta una storia dunque, la moglie lavora in Luxottica, il ritratto è di Eric Andrick con l'immancabile vignetta che compare anche quest'oggi sul Corriere delle Alpi. Sul sito internet radiopiù.net, tra l'altro quest'oggi anche Roberto Bona che ci racconta lo sport, ci racconta del nostro Stefano Mosca. Da Belluno per Radio Più, Roberto Bone. Dopo aver annunciato gli accordi con il direttore generale Luca Piazzi dal Parma, con Ivan Dariz quale responsabile del settore giovanile, con Enrico De Bona come responsabile dell'area commerciale e con il vicentino Iari De Rossi come responsabile tecnico del vivaio, la società sportiva dilettantistica Dolomiti Bellunesi, l'ambizioso sodalizio calcistico provinciale, nato appena un anno fa dall'unione di quelli che furono Belluno, Union Feltre e Union San Giorgio Sedico, con il professionismo nel mirino, ha annunciato con uno scarno comunicato di appena 8 righe di aver salutato in un colpo solo ben 7 calciatori protagonisti dell'ultimo campionato di Serie D: Mattia Episcopo, Halil Joshi, Stefano Mosca, Francesco Posocco, Andrea Raimondi, Dario Teso e Alberto Tibolla. Un'autentica rivoluzione, forse annunciata, ma che ha destato un certo stupore e anche qualche pesante critica. In particolare, sottolineano i tifosi, per l'evidente freddo distacco con cui si è congedato un atleta ed un uomo come l'agordino Stefano Mosca, 32 anni, 12 stagioni nel Belluno, più una anche da capitano alla Dolomiti Bellunesi, 353 presenze in Serie D con i colori giallo-blu del capoluogo, impreziositi da 41 reti e un numero ben maggiore di assist. Radio Più ha raggiunto telefonicamente Stefano che, con molta disponibilità e senza polemiche, ha raccontato il clamoroso addio. Lo sentiremo nel corso dei prossimi notiziari alla radio. Andiamo a chiudere con 2 notizie ancora di sport, il Fiori Bar Juniores e una bella notizia di atletica.
La rassegna stampa ritorna domani. Coppa Valbelluna Juniores, Dinamo Fiori Barp termina con la vittoria del Fiori Barp per 6-1. Con un punteggio tennistico il Fiori Barp si aggiudica la Coppa Valbelluna Juniores Memoria Giampaolo Seno. La squadra di Mas domina in lungo e in largo sul campo di Limana e rifila 6 reti alla Dinamo Vellai. I feltrini passano in vantaggio dopo 10 minuti, punizione da metà campo, mischia in area e tapin vincente. Il pareggio dei sedicensi arriva poco dopo con un'azione di Colli che entra in area, tenta il tiro e un difensore della Dinamo devia il pallone che termina in fondo al sacco. Raddoppio del Fiori Barp dopo una bella triangolazione tra Lonati, Santella e Fadda, con quest'ultimo che sigla il 2-1. Lo stesso Fadda sigla la doppietta pochi minuti dopo e si va a riposo con la squadra di Mas in doppio vantaggio. Nella ripresa il Fiori Barp tiene in mano la partita, al 50° arriva il poker, ancora una volta con Fadda. Il quinto gol dei sedicensi arriva al 63° con un tiro al volo di Schembi. A chiudere definitivamente la sfida ci pensa ancora Fadda, che trasforma un rigore a 5 minuti dal termine. Dopo aver vinto il campionato, la Coppa Disciplina, il Fiori Barp porta a casa anche la Coppa Valbelluna, chiudendo la stagione con uno splendido triplete. Ricordiamo dunque il risultato della finalissima della Coppa Valbelluna Juniores, Dinamo Fiori Barp, con il Fiori Barp che vince 6-1. Grande soddisfazione per Letizia Fontanive, che a Vittorio Veneto ha vinto gli 800 metri nella categoria promesse ed ha portato a casa il titolo regionale. Figlia di Moritz e Alessandra Reolona, Letizia ha 20 anni e corre per l'Athletic Club Firex di Belluno. Complimenti a Letizia per il risultato ottenuto. Abbiamo ricaricato le batterie e ora siamo pieni di energia, pronti per una nuova stagione di ottima cucina, squisite pizze e naturalmente il nostro piatto forte, la birra. Fabbrica in Pedavena, Valle Agordina, tutta l'estate con voi, nelle ampie sale interne o sulla veranda, tutto il giorno con orario continuato, anche per un drink, un aperitivo, uno spuntino, e con l'estate grandi novità per il vostro divertimento. A breve ne saprete di più. Fabbrica in Pedavena, Valle Agordina, di nuovo insieme a voi, località Le Campe, strada Agordo Belluno, nuova gestione, riapertura dal 27 maggio. Alla Ferramenta Zasso 1000 metri quadri di proposte e tanti utili consigli per un'estate di lavori a casa o in giardino o per il tuo hobby. Colori, vernici impregnanti, ma anche gli elettrotensili, Milwaukee, Ikoki, DeWalt, Fein, con tantissime offerte. Le motoseghe Husqvarna, Makita, Dolma, i verricelli, gli spaccalegni, i decespugliatori, rasaerba, trattorini. Non mancano i terricci con cimi per le piante, le attrezzature per il giardinaggio. E nel nostro reparto pet food la linea Royal Canin, ma non solo, anche per gli altri animali, prodotti avicoli e ornitologici. Ferramenta Zasso, 50 anni di esperienza, la nostra migliore garanzia. Località Le Campe, strada Agordo Belluno. Le nostre proposte anche su www.zassoluigino.it. Una pausa pranzo, un aperitivo o una cena con la spettacolare vista su Agordo e sulle nostre splendide montagne? Sì, sulla meravigliosa terrazza affacciata sul parco dell'hotel Villa Imperina. Potete gustare la nostra cucina, oppure le famose pizze gourmet, o sorseggiare e rilassarvi con un drink. Il nostro Giardino della Luna è pronto a breve per accogliervi nell'esclusiva piscina esterna con lounge bar e zona relax. Siamo a completa disposizione per organizzare insieme a voi la